Siamo alla commemorazione della battaglia navale di Capo Matapan. Quella notte persero la vita anche 27 marinai agrigentini. Quanto è importante è ricordare quelle vittime anche in questi giorni in cui si torna a parlare di guerra nel cuore dell'Europa. Sicuramente è importantissimo perché quello che stiamo vivendo attraverso i mezzi televisivi in questi giorni, noi a queste immagini di guerra contributiamo un ricordo e soprattutto un messaggio chiaro, forte e determinato contro la bestialità della guerra. Quella guerra che come oggi, 81 anni fa, sul mare ha causato una grande tragedia per la Marina italiana e per le perdite delle navi e soprattutto per le perdite di vite umane, che furono tantissime. Più di 5.000 uomini finirono in acqua, di cui 2.303 morirono. Tra questi ben 354 erano siciliani, quindi di tutte le province della nostra Sicilia, da Palermo, Trapani, Siracusa, Catania, e soprattutto, tornando ai nostri marinai agrigentini, sono stati ben 27 giovani morti al servizio per la patria in guerra sul mare in quella tragica notte di 81 anni fa, ed erano nostri fratelli, nostri padri, mariti, delle cittadine di Porto Empedocle, dove oggi siamo, ma anche di Sciacca, di Licata, di Palma di Montechiaro, della città capoluogo. È stata assolutamente una bella manifestazione e soprattutto un'iniziativa importante. Io ringrazio i ragazzi, li chiamo io, dell'ANMI per questa iniziativa, perché è importante non dimenticare, è importante sapere quanto ci è costato quello che abbiamo oggi, soprattutto in un periodo in cui purtroppo siamo forzati a doverci ricordare le brutture della guerra. Una guerra non ha né vinti né vittoriosi, perché in guerra si perde sempre. Il caso specifico di Matapan a noi ci ha visto purtroppo in una situazione di particolare lutto, perché abbiamo avuto gravi perdite, ma ripeto, la guerra quello che ci ha insegnato, e purtroppo forse non abbiamo ancora imparato benissimo la lezione, è che non crea vittorie, crea solamente sofferenza. Il fatto di riuscire a ricordarlo può essere il migliore aiuto per cercare di allontanare questi momenti. Quindi grazie oggi ai nostri marinai in pensione, che ci hanno dato l'occasione per ricordare un momento brutto della nostra storia, però i sacrifici che hanno fatto degli uomini, il valore di tanti uomini, sacrifici che ci hanno consentito oggi di vivere in una condizione sicuramente migliore, quindi dobbiamo assolutamente onorare il ricordo. È importante, e voglio ringraziare l'Istituto Nautico di Porto Empedocle che ha voluto partecipare con una classe a questa manifestazione, perché bisogna parlare ai giovani, sono loro che saranno la classe dirigente del futuro. È necessario che cominciano a capire che la guerra non porta mai nessuna vittoria. La guerra è semplicemente distruzione, dolore, sia per chi si trova sul campo che per le famiglie. Quindi il messaggio che va lanciato, che esce oggi da questa manifestazione, è che purtroppo l'uomo non riesce ad imparare dalla storia. La storia pensavamo che ci avesse insegnato che la prima e la seconda guerra mondiale fossero un monito alla pace del mondo. Oggi così non è, la dimostrazione è la guerra in Ucraina, e quindi è necessario che dai giovani parta questo grande grido di pace. È per questo che sono stati presenti e per questo che siamo veramente contenti di questa iniziativa.